Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dal titolo, oggi parleremo di come attrarre un po' di energie dal sottosuolo del centro della Terra. A me questo percorso didattico me l'ha insegnato quando avevo 7-8 anni, mi portavano in boschi come questo, mi facevano scegliere un bel alberello e poi mi spiegavano le cose che vi spiegherò oggi io. Quindi chiaramente prima di iniziare il vostro Marietto Veneziano vi chiede, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale del Marietto Veneziano di The Garda e di venirci a trovare nei nostri fantastici gruppi Facebook, perché è inutile dirlo, i nostri iscritti sono i migliori del mondo e del mondo Face. E in più, come vi ho già detto altre volte, abbiamo anche il canale di Telegram, il canale Magici Arcieri Bertoldiri, dove ogni lunedì sera il The Garda e Marietto Veneziano coadiuvati da Midas tengono un percorso esoterico gratuito. Siete tutti invitati e non costa niente, è gratis. Vi voglio ricordare anche che al mercoledì sera il vostro Marietto Veneziano, coadiuvato da Ildegarda, tiene delle pendolino gratis per mezz'ora e sibille con la nostra Ilde. Bene, iniziamo questo piccolo percorso. La prima cosa da capire è che bisogna fare prima di tutto le cose importanti a difesa del nostro organismo vibrazionale, i nostri corpi sottili. E la cosa più importante chiaramente è l'ovetto dorato e il cerchio di fuoco, sempre, ogni mattina o ogni sera. L'importante è farlo. Poi per meditazione la stella di Davide che il vostro marietto vi ha già dato in varie versioni. Poi ognuno sceglie la versione che meglio gli crede. Adesso però cerchiamo di capire come attirare energia dal centro della Terra e immetterla nel nostro corpo, che viene purificato e poi, come si suol dire, ritorna al centro della Terra. Quindi noi sceglieremo un albero, sicuramente uno dei più vecchi sarebbe interessante, così che siamo sicuri che è un albero vissuto e ha un buon karma. Lo scegliamo tra le varie possibilità che troviamo nei boschi, poi ognuno sceglie l'albero che meglio gli crede. È una cosa poi di... Ognuno sceglie l'albero che crede e a livello vibrazionale viene attratto. Poi cosa si fa? Si va vicino all'albero, mentalmente si chiede se si può utilizzare questa procedura con lui. Chiaramente l'albero molto probabilmente vi dirà di sì. Poi voi vi avvicinate e mettete le vostre mani sulla, vedete qua, tutte e due, una e l'altra, quasi come abbracciarlo. A questo punto, quando siete praticamente in comunione con l'albero, vi, come si dice, tranquillizzate, cominciate a respirare profondamente, dopodiché vi immaginate che dal centro della Terra esca e salga verso di voi un filo rosso, un bel filo rosso pieno di energie vibrazionali positive. E cosa fate a questo punto? A questo punto il filo rosso sale dal centro della Terra, entra dentro di voi dalla parte cocige, vi illumina tutto il corpo, lo protegge e esce dalle vostre mani, rientra nell'albero, illumina tutto l'albero, riempie tutto l'albero con la sua energia e poi dalle radici dell'albero riscende al centro della Terra. Questa è una procedura che si usa da millenni proprio per attirare energia positiva dal centro della Terra, una energia sempre benefica che rinforza i vostri corpi sottili. Certo, chi abita in città sarà difficile, però può scendere alla mattina presto o alla sera tardi, cercare un albero in una via e farlo. È gratuito, è una cosa che funziona, dà benefici. Chiaramente deve essere anche coadiuvato con altri aiuti, tipo un, un, un circuito radionico di taglia legami di energie negativi, un circuito radionico che converte i pensieri cristallizzati in negativi in positivi e tutto quello che il vostro marietto ha messo a disposizione nelle varie pillole. Ne ho fatti più di 18 per il momento e arriverò sicuramente a farne molte di più. Tutto il materiale lo trovate nel canale vostro marietto veneziano, quindi dovete solamente avere tempo e pazienza per andare a cercare con calma. Io penso che ho detto tutto, questa piccola pillola, mi raccomando, andate nei boschi a cercare di catturare tutta l'energia vibrazionale positiva, perché in questo periodo vedete che ne abbiamo tutti bisogno. Allora, vi ripeto, cercate l'albero più, come si suol dire, più largo, che sembra più alto, poi ognuno cerca quell'albero che gli entra in sintonia vibrazionale con lui.
C'è chi addirittura lo sceglie più giovane, io vi consiglio di sceglierlo più anziano proprio perché è più vissuto, ha più energia vibrazionale e più karma positivo. Lo scegliete, gli chiedete mentalmente se potete usufruire della sua energia, sua forza, vi posizionate vicino, cercate con le mani di, così vedete, con le mani di abbracciarlo, no? Con tutte e due le mani, e poi respirate profondamente, fate in modo che dal centro della terra a livello mentale vedete salire questo cavetto rosso, questo filo rosso di energia propositiva fortissima che vi entra nel coccige, vi riempie tutto il corpo e poi esce dalle vostre braccia, entra nell'albero, irradia tutto l'albero e dall'albero scende dalle radici e ritorna al centro della terra. Questo è un esercizio facile che può durare massimo qualche minuto, ma che abbinato alla stella di Davide, nelle varie versioni che vi ho spiegato, e abbinato al cerchio di fuoco e all'ovetto colorato sono qualcosa di veramente interessante e performante per i vostri corpi vibrazionali. Penso di aver detto tutto, nelle prossime pillole spiegherò anche come ricaricarsi e mangiare il prana, visto che magari ci saranno dei momenti in cui mancherà il cibo. Questo però chiaramente non lo dovete fare se non è proprio in momenti di estrema necessità, questo di mangiare il prana, perché funziona ma non è per tutti. Bene cari amici, detto questo, il vostro Marietto Veneziano vi coglie l'occasione per salutare, vi ringrazio di avermi seguito fino a qui e vi chiedo di iscrivervi al canale di Ildegard Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri fantastici gruppi Facebook e mi raccomando a lunedì sera alle 20:30 sul canale di Telegram. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!